Una Pasqua di silenzio e isolamento anche in Francia, attesa per il discorso di Macron domani sera. La corrispondente Nicoletta Manzione. Eh sì, è stata una Pasqua di isolamento per la Francia, eccola nelle immagini che ora vediamo, Parigi come il mondo non l'ha mai vista, luoghi simbolo, monumenti deserti e vuote anche le spiagge della Costa Azzurra e quelle di Deauville nel nord del paese. La situazione qual è? 130.000 casi, 14.000 morti e la portaerei de Gaulle rientra d'urgenza a Tolone, a bordo 50 marinai positivi e altri 1.900 in isolamento per 2 settimane. Il virus circola ancora in Francia, non si può abbassare la guardia. Domani il presidente Macron annuncerà il prolungamento delle misure restrittive ancora un mese fino al 15 maggio e parlerà alle 20:02 subito dopo l'applauso che ogni sera la Francia dedica a medici e infermieri. A voi. E noi andiamo